Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana. Avevo iniziato a girare il video, poi è simpaticamente suonato il telefono ed erano quei call center che ti chiamano dalla Slovenia o da altre parti del globo terracqueo e io non rispondo mai, però purtroppo il suono del telefono oltre a infastidire me, avrebbe infastidito anche voi. La rubrica La partita della settimana. Dove andiamo oggi? Andiamo allo Stadio Comunale di Torino. Non scalderà i vostri cuori questa partita come non scaldò i cuori dei tifosi del Comunale di quella giornata del 19 febbraio 1989. Si giocava Juventus-Como, partita che si gioca questo fine settimana, molto più attesa di quella. Parliamo della prima giornata di ritorno del campionato 88-89, la Juventus di Zoff contro il Como dell'ex Rino Marchesi. Juve completamente in crisi, non vince da oltre un mese, nelle ultime 5 partite ne ha perse ben 3, il Como sta addirittura peggio perché dopo anni di onorata militanza in Serie A è vicino alla retrocessione in Serie B. Campionato disastroso quello dei Lariani, e la partita è un monologo della Juventus che però non riesce a sfondare. La gara finisce 0-0 tra i fischi impietosi del pubblico dello stadio comunale. La Juventus si porta a casa un punto sostanzialmente inutile. Fa un pochino più di morale il punto per il Como, che però alla fine della stagione non riuscirà ad evitare la retrocessione in Serie B. Sarà l'ultimo campionato del Como in Serie B fino a quella piccola presenza nel 2002-2003, il Como di Preziosi, con retrocessione immediata e altra retrocessione in Serie C l'anno dopo, e prima poi del ritorno del Como attuale in Serie A, che è tutto ovviamente un altro dire. La Juventus invece farà una stagione tutto sommato deludente per quelle che erano le ambizioni della Juventus, ma un po' in linea con quella Juventus di fine anni 80, arriverà quarta in classifica. Questo è il tabellino di Juventus Como. Comunque ecco il servizio del Guini Sportivo di questo Juventus Como 0-0. Tra l'altro notate anche come la maglia del Como degli anni 80 fosse molto più chiara rispetto al Como degli anni successivi. Oggi siamo abituati a vedere un Como con una tonalità di azzurro molto scuro, quasi simile al blu. Questo invece era un tono di azzurro quasi simile al celeste. Io faccio sempre molto caso anche ai dettagli cromatici delle squadre. Questo è Juventus Como 0-0, guarda anche Zavarov che non giocò quella partita, a cui dedicai un video diversi mesi fa che potete andare a recuperare sul canale. Come vi dico, insomma, questo canale non fa vedere soltanto partite famose e epocali. Qua a Roma si dice si mangia il pane secco, il pane duro. Questa è la Juventus 88-89 che, come vi dicevo, arriverà quarta in classifica. Questo è lo storico scudetto degli anni 80 della Juventus, lo storico sponsor Ariston. Poi vi annuncio che quando finirà una delle rubriche che trattiamo apriremo anche la rubrica sui vecchi sponsor. Dai, vi do questa anticipazione che faremo magari in futuro. E guardate anche lo scudetto del Como degli anni 80. Questo è l'ultimo Como in Serie A per tanti anni, perché fino al 2002-2003 la squadra lariana militerà nelle categorie inferiori, soprattutto in Serie C. Questa è la partita della settimana. Ogni settimana analizziamo una partita che si gioca nel fine settimana di campionato, parlando di una analoga che si è giocata in passato. Questo è lo Scrigno del Calcio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché io ci sono tutti i giorni alle 13, sempre su questo canale, sempre con questo sfondo, sempre purtroppo con questa faccia. Ciao!